Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'analisi. Oggi abbiamo gradito ospite qui nei nostri studi di Olbia il nuovo segretario regionale della CGIL, Michele Carrus. Benvenuto e buonasera. Bentrovati, buonasera. Michele Carrus, che è di casa in Gallura, per diverso tempo è stato il segretario della Camera del Lavoro gallurese, che però arriva alla guida del sindacato in un momento che insomma più difficile forse non si può, perché trovare un posto di lavoro è sempre più difficile, perché conservarlo è ancora più difficile, perché in tanti questo lavoro non lo trovano e altri si sono arresi e non lo cercano più. Insomma, è un momento veramente difficile e in Sardegna questo problema rischia di diventare drammatico, perché abbiamo delle carenze infrastrutturali che ci trasciniamo da sempre, che non siamo mai riusciti a risolvere. Non le chiedo la ricetta perché ci vorrebbe una vita, però da che cosa ripartire glielo chiedo. Sì, intanto la situazione è già drammatica perché i numeri che espone la nostra regione sono di una drammaticità assoluta, ci consegnano purtroppo dei primati negativi, in qualche caso anche di dimensione europea. Quando tu hai un giovane su due che non trova lavoro e non lo trova neanche nel lungo periodo ed è costretto a fuggirsene, ad andarsene via dalla nostra terra, privandola delle energie più fresche, più giovani, per trovare una speranza di futuro, allora stai dando già un numero impressionante quando tu dici e verifichi che hai sfondato il 16% di saggio di disoccupazione, quando i numeri degli occupati sono scesi forse per la prima volta negli ultimi 30 anni sotto il 50% della forza lavoro, allora siamo in presenza di numeri davvero impressionanti che sono dimostrati anche da quel dato che riguarda le famiglie, le persone che vivono in una condizione di povertà relativa che sfonda stabilmente, secondo le stime più ottimistiche, il numero delle 300.000 persone nella nostra regione, cioè uno su 5, insomma è una marea. Quindi la situazione è drammatica e richiede una terapia d'urto, una terapia in grado di affrontare la condizione di emergenza che noi abbiamo e poi anche di essere in grado di darsi un respiro programmatico che sappia guardare a scenari migliori, diversi. Una cosa è certa, noi non dobbiamo rassegnarci a questo stato di cose. Terapia d'urto. Noi dobbiamo ovviamente affidarci a quelle che sono le iniziative che arrivano dalla politica, dalla regione. Stiamo aspettando con ansia l'arrivo in aula della finanziaria, che è lo strumento che dovrebbe dare qualche risposta a queste emergenze, con strumenti finanziari e soprattutto anche con qualche idea per far ripartire l'economia. La prima stesura della finanziaria l'avete sonoramente bocciata. Cosa non vi convince in particolare? Non ci convince in particolare l'impostazione. Noi crediamo che l'impostazione di questa legge finanziaria sia sbagliata. Cioè lo sforamento del patto di stabilità non funziona? Per esempio lo sforamento del patto di stabilità minacciato unilateralmente nel momento in cui tra l'altro ti manca l'interlocutore politico, no? Perché abbiamo appena assegnato l'incarico, rieletto il presidente Napolitano, al premier incaricato, insomma Enrico Letta, che probabilmente riuscirà a comporre un governo, ma tu hai atteso 5 mesi di tempo per presentare una manovra finanziaria così fatta, mi devi spiegare le ragioni di questo ritardo, insomma, no? Ora, lo sforamento unilaterale del patto di stabilità l'abbiamo giudicato molto rischioso, da un lato perché ti espone al rischio di sanzioni, quindi a dover impegnare risorse sforando un patto di stabilità, cosa che non potresti fare, tra l'altro poi non ne disporresti neanche materialmente. Quindi nella migliore delle ipotesi, e questo è l'altro lato, tu saresti costretto a contrarre nuovo debito allo scopo di finanziare la tua spesa corrente. Ma è vero, come diceva Nicheda, che questi sono soldi virtuali, sui quali su questo 1,2 miliardi che viene in qualche modo trovato sforando il patto? Con riferimento alla tesoreria unica, insomma sì, era questo il concetto, ma non sarebbe virtuale il debito che tu devi contrarre per finanziare le spese che hai messo nel tuo bilancio di previsione. Insomma, questo è il rischio reale. Questo è il rischio reale, perché poi il servizio sul debito è il capitale che deve rientrare con le manovre finanziarie degli anni successivi, quindi noi stiamo scaricando sul futuro le contraddizioni che ci abbiamo oggi. Oltretutto, perché questa scelta viene fatta oggi? Per dotarsi di un pacchetto di risorse per finanziare lo sviluppo
con le idee che ci sono state presentate, che noi giudichiamo del tutto insoddisfacenti, insufficienti, non adeguate né alla condizione di emergenza né alla prospettiva. Quanto c'è di elettorale secondo lei in questa manovra finanziaria che arriva in contemporanea con la notizia della ricandidatura del Presidente Cappellacci? Tantissimo, mi sembra che sia la cifra che la contraddistingue. Il fatto che tu ti proponga degli interventi come quello che riguarda per esempio il Sardex, cioè l'idea di finanziare per 20 milioni di euro su 100 totali che sarebbero disponibili nella manovra per le politiche di sviluppo, usare cioè la moneta virtuale per finanziare dei servizi veri ai quali chiameresti un numero imprecisato, si stima di circa 10.000 persone, i disoccupati, è un'idea del tutto balzana, insomma, no? Che serve però a illudere che vi sia una prospettiva e anche una dimensione concreta, no? Per risolvere una condizione di emergenza. L'idea che tu condoni, restituisci l'IMU pagata dalle famiglie, dai contribuenti in nome della lotta alla povertà, di un'imposta istituita dallo Stato come sappiamo, che si è stimato varrebbe qualche cosa come un intervento di 16 euro al mese per ogni famiglia, è qualche cosa che chiaramente, no, ha una dimensione di tipo elettoralistico, non risolve certamente le condizioni di gravità, insomma, di sofferenza delle famiglie. Oltretutto, proprio quelle più povere, che l'IMU non l'hanno pagato perché non avevano i soldi per farlo, oppure perché non lo pagano, perché non hanno il patrimonio sul quale l'IMU sarebbero escluse da questo tipo di intervento. Quando dici noi istituiamo l'Equitalia Sarda, no? L'agenzia di riscossione dei tributi con l'obiettivo non celato, insomma, di andare a surrogare quei cattivoni di Equitalia, beh, stai facendo una manovra dal sapore chiaramente elettoralistico. Parliamo di problemi stringenti, ad esempio i fondi per la cassa integrazione, c'è un numero impressionante di persone che ormai vivono grazie agli ammortizzatori sociali, le richieste sono in continuo aumento, c'è il rischio di arrivare alla fatidica soglia che inceppa tutto il sistema, c'è chi ha lanciato l'allarme della possibilità di una rivolta sociale addirittura. Beh, siamo già, questa è la condizione di emergenza di cui parlavo, che merita ben altro che i Sardex. Quelle persone si stima già 30.000 circa le domande a cui dare soddisfazione, sono nella condizione di non aver avuto ancora per migliaia di persone il saldo del trattamento di sostegno al reddito per il 2012. Sul 2013 siamo appena alle battute iniziali dell'istruttoria delle domande, mancano i denari, quelli che ci sono secondo le nostre stime non ci fanno arrivare con serenità neppure al mese di giugno. Io mi chiedo se davvero una manovra finanziaria come questa ha i piedi per terra, cioè è consapevole di questa situazione che interessa i sardi, decine di migliaia di sardi, oppure se punta ad altri risultati, ad altri obiettivi. Sa cosa ha detto oggi il segretario della CISL, Bonanni? Ha detto: l'autonomia del Friuli Venezia Giulia è l'esempio più fulgido di come le riforme istituzionali dovrebbero essere affrontate, non come accade in Sardegna o Sicilia, dove l'autonomia dovrebbe essere abolita. Mauro Pigli gli ha dato dello stupido. Lei? No, io non mi permetto di dare dello stupido a Bonanni, che è una persona anzi che è tutt'altro che stupido, anzi ha mostrato più volte anche di avere attenzione nei confronti della Sardegna, ci mancherebbe altro. Io non capisco bene a che cosa si riferisca nel fare un'affermazione di questo genere. Per certo posso dire, e non certo per prenderne le difese, che l'autonomia speciale, così come noi l'abbiamo avuta fino ad oggi, non è stata molto bene interpretata da chi ha retto le sorti del governo della regione, cioè in realtà non ha rappresentato per i sardi e per la nostra terra una opportunità di crescita e di riscatto, no, del ritardo di sviluppo nel quale siamo immersi. Ma è questa autonomia che è obsoleta oppure siamo noi che non abbiamo saputo sfruttarla? Ma guardi, noi diciamo sempre questo, che abbiamo bisogno di risorse
per poter risolvere i nodi strutturali che strozzano sul nascere le nostre possibilità di crescita, a cominciare dalle gravissime carenze infrastrutturali, parlo dei servizi a rete, dei trasporti, parlo delle infrastrutture sociali, che abbiamo bisogno di risorse per finanziare un progetto, un piano di rinascita della Sardegna. È previsto nello Statuto di Autonomia, all'articolo 13, che la Sardegna deve dotarsi insieme allo Stato di un piano di rinascita, dietro il quale deve esserci un progetto di ampio respiro, una capacità di, di sostenere con quelle risorse delle idee che sappiano guardare al futuro. Manca quello. Per farlo ci serve un'amministrazione efficiente. Cioè non devi soltanto avere delle buone idee e delle risorse per finanziarle, devi anche saperle gestire. Ecco perché noi abbiamo sempre posto insieme al concetto di autonomia il concetto di riforma della regione e di finanziamento dei nostri progetti per lo sviluppo. Lei è diventato segretario regionale a 47 anni, giusto? Giusto. È un segnale di rinnovamento. Ce l'abbiamo. In politica invece di questi segnali ne vediamo ben pochi, sempre le stesse facce, in sostanza chi è giovane resta nelle retrovie, alle prese con la gavetta eterna. Pensa che questo mancato ricambio generazionale della classe politica sia uno dei motivi sostanziali per cui anche la nostra regione, il nostro paese in generale non riesce a trovare il cambio di marcia? Può essere sicuramente un motivo di riflessione importante. Molte volte abbiamo sentito parlare della gerontocrazia italiana, cioè del fatto che in Italia a tutti i livelli, no? Anche nei corpi sociali intermedi, nella politica, ma nelle professioni, nelle istituzioni, nella magistratura, nel giornalismo. Certo. Insomma, taluni hanno scritto anche che c'è una sola generazione al potere a tutti i livelli, sia dai livelli territoriali più bassi fino ai livelli nazionali. Si individua in essa quella che ha cominciato a far politica prima del 77. Allora furono giovani che andarono per cooptazione o perché si impadronirono sulla lunga spinta della contestazione e della voglia di partecipazione politica che in quegli anni si esprimeva nel nostro paese, riuscirono ad impegnarsi e ad ottenere dei ruoli. Il problema è che poi questi ruoli li hanno mantenuti molto spesso fino ancora ai giorni nostri. Sì, questo ci differenzia nettamente da tanti altri paesi europei ed extraeuropei in cui l'età media di chi si candida al governo, penso ad Obama, a Tony Blair a suo tempo, a Cameron oggi. Anche Hollande, insomma, non è vecchissimo. Da noi sì, questo dato, e credo che pesi anche sulla capacità di elaborazione delle idee, di guardare alla realtà e al futuro con una buona, insomma, prospettiva. Attenzione però, perché poi il nuovismo a tutti i costi non è anch'esso di per sé una ricetta che risolve i problemi. Quello che conta sono le idee e saperle interpretare bene. Grazie per aver partecipato all'analisi, Michele Carrus, e in bocca al lupo naturalmente per il suo lavoro, credo che ne avrà parecchio da qui in avanti. Crepi il lupo, grazie per gli auguri, ne avremo bisogno tutti quanti. Grazie per essere Buonasera. stati con noi, appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dell'analisi. Buonasera.